Città metropolitana abbiamo dedicato 5 milioni di euro che sono stati attribuiti a ogni singolo comune che ospita nel suo territorio il Cammino di Sant'Efisio, quindi Cagliari, Capoterra, San Rocco, Pula, Villa San Pietro fino al luogo del martirio, fino a Nora, per una riqualificazione urbana dei luoghi, la segnaletica, in modo tale che il cammino possa essere un elemento di attrazione per turisti e per fedeli, non solo in occasione dell'uscita del santo dalla chiesa di Sant'Efisio il 1° maggio e il suo rientro il 4, ma per 365 giorni all'anno. Okay. Su Cagliari in conferenza stampa ha parlato del museo di Sant'Efisio. Dove si troverà? Lì a Stampace, nell'Arciconfraternita, stai pensando lì? È un'idea che nasce proprio dall'Arciconfraternita con la riqualificazione degli spazi collegati alla chiesa di Sant'Efisio, e quindi a Stampace un luogo anch'esso di memoria, di ricordo della festa di Sant'Efisio e della vita del santo, in modo tale che possa essere un altro elemento dal quale partire come cammino e come percorso legato alla festa di Sant'Efisio.